Naia sì o naia no? I ragazzi così imparano l'educazione, dice Salvini, idea non più al passo con i tempi, replica Trenta. E il fatto che l'uno e l'altra siano rispettivamente vice premier, ministro dell'interno e ministro della difesa non è di poco conto. La divisa divide e al di là del gioco di parole a descrivere un governo dove le liti non mancano, resta un fatto concreto, che il Veneto a ripristinare un periodo di leva obbligatorio civile o militare di 8 mesi ci sta pensando da tempo, al punto che già nel giugno scorso aveva approvato a maggioranza una proposta di legge statale d'iniziativa del Consiglio regionale. Tra le maggiori fautrici dell'idea vi è l'assessore veneto all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan di Forza Italia. Mai come ora, spiega, i giovani italiani hanno la necessità di riappropriarsi di un senso di appartenenza alla nazione, che porta alla formazione di cittadini più consapevoli, responsabili e socialmente impegnati. Il testo di iniziativa del Veneto prevede che la scelta tra servizio civile o militare, valida sia per gli uomini che per le donne, potrà essere fatta prima dello svolgimento del servizio e dovrà essere svolta tra la maggiore età e il compimento dei 28 anni, con un servizio effettuato nel territorio della propria regione. Il servizio militare ha portato alla formazione di cittadini più consapevoli, dice Donazzan, tanto che gran parte del sistema di protezione civile, vanto nazionale e unicum nel quadro europeo, poggia proprio su uomini che hanno avuto l'occasione di sperimentare il servizio militare. Intanto, già da tempo, grazie agli alpini, vengono organizzate saltuariamente delle giornate istruttive nei quali ragazzi e ragazze imparano nozioni di pronto soccorso e protezione civile, dei campi a stretto contatto l'uno con l'altro con orari e doveri ben precisi, una sorta di mini naia volontaria che forse in futuro potrebbe diventare qualcosa di più.